trovato invece Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della FSP Polizia di Stato. Grazie dottore per essere in nostra compagnia. Si parlava prima di Polfer, abbiamo fatto il bilancio. Poliziotti sono sempre, però di solito è un'attività un po' insomma sotto traccia, meno diciamo così sotto i riflettori. Vogliamo spendere anche due parole per il loro operato? Bisogna farlo perché lei lo vede che i risultati ci sono anche da questa specialità della Polizia di Stato. Molte volte, come ha detto lei, viene un po' dimenticata, invece la Polizia ferroviaria di oggi non è più quella di quando io iniziai il servizio, quindi 30 anni fa, è una polizia ferroviaria ormai che lavora con strumentazione e con apparati importanti e tecnologici, è una polizia che fa un'attività non solo all'interno e una prevenzione all'interno delle stazioni, ma che fa anche un'attività, come avete visto, all'esterno e investigativa. È un'attività, ripeto, anche questa nuova per la Polizia Ferroviaria, perché una volta queste cose effettivamente non venivano fatte, si facevano solo queste famose scorte treno valori che poi ci hanno fortunatamente con una lotta sindacale abbiamo eliminato, perché insomma metteva a rischio i colleghi che effettuavano questo servizio. Ricordo un brutto esempio a Verona. Io passavo in un treno, l'altro vagone, che c'erano gli altri colleghi, saltarono in aria, sì, perché portavamo soldi quella volta. Una volta si faceva così, si partiva da Tarvisio, si andava a Roma a depositare questi soldi, quindi ore e ore di treno all'interno di stimpati all'interno dove c'erano i valori, un giubbetto antiproiettile, un mitra, si arrivava a Roma. Erano 30 anni fa, però funzionava così. Oggi la polizia non fa più queste cose grazie a queste nostre proteste, perché non dobbiamo farlo noi, è un ente privato e quindi le ferrovie vengono gestite, queste cose vengono gestite dall'ente ferrovia. Rimane però l'attività di prevenzione, che è molto delicata nelle stazioni, oggi come oggi, dal 2011 in poi, ma dagli attentati. Vedete l'attività di una città importante come Roma e Milano, quante persone fanno parte della polizia ferroviaria, un terzo venissero a Pordenone, avremo la dimensione giustamente del fenomeno. Una sicurezza diversa. Senta, vice segretario, parlavamo anche di polizia sempre più smart, sempre più tecnologica, parlavamo delle body cam, le telecamere proprio da attaccare proprio all'uniforme, alla divisa della polizia anche municipale, parlavamo anche di taser, ma parlavamo anche poc'anzi col sindaco Ciriani dell'istituzione, della ricetta, di questa volontà di ripristinare le ronde, ma non ronde polizia col militare, ronde di cittadini volontari. Siamo pronti a tutto ciò secondo lei? Ma allora partiamo dalla fine, visto che ha appena parlato il sindaco, quindi la gente è molto più attenta e ricorda quello che ha detto. Sì, io dico sempre sì, va bene, però staccata da quello che è la polizia o i carabinieri, perché ripeto, non dobbiamo vedere il carabiniere che accompagna queste persone, chiamiamo le ronde, o il poliziotto che accompagna i famosi militari in giro per la città. Ecco, l'attività, io dico, l'attività delle cosiddette, chiamatele ronde, chiamatele osservatori, meglio ha detto il sindaco, osservatori che possono collaborare col loro cellulare e con i loro occhi, meglio di una telecamera, perché io sono anche nel parere che è meglio l'occhio umano che la telecamera, possono avvisare le forze dell'ordine di quello che loro ritengono una cosa sospetta. Chiaro che l'intervento deve essere valutato dalla sala operativa, però è un aiuto in più. Tutto quello che è un aiuto in più per la sicurezza dei cittadini penso che sia indiscutibile dire di no o contro. Una manna dal cielo, anzi. Sì, sarebbe una manna, soprattutto a Pordenone, visto che già mi dicono le fonti ufficiali della questura che il prossimo anno sono oltre già 10 persone che lasciano il servizio. Vedete che i conti a Pordenone non tornano mai. Non tornano mai, non si sa perché, non tornano mai. Per quanto riguarda invece il discorso delle telecamere, sa che io su questo concetto ho protestato, perché nel momento in cui tu azioni un servizio di ordine pubblico, non in un pattugliamento normale dove è interessante averla posizionata in macchina, vedi la polizia americana che escono uno per pattuglia con una telecamera, appena scendono dall'autovettura
inizia questo collegamento con la sala operativa, ma io parlavo della negatività di avere queste cose addosso nel momento dell'ordine pubblico. Nell'ordine pubblico, vuoi o non vuoi, ti devi difendere con uno scudo, voglio vedere cosa si riprende con la telecamera e con lo scudo davanti, cioè siamo agli assurdi. E ripeto, quella volta io discutei di questa cosa perché c'erano le proteste che i poliziotti nelle manifestazioni usavano il manganello, così veniva chiamato da loro, non lo sfollagente, benissimo, si lamentavano perché usavano questa cosa. Beh, ditemi, se in un corteo democratico si va con gli scudi e i caschi, non lo so, cioè, vedete voi, allora se io devo difendermi dal lancio di oggetti, alzo lo scudo, la telecamera viene annebbiata, ditemi a cosa serve la telecamera. Ci vediamo la settimana prossima. Tra altre cose, Raffaele Padrone sarà protagonista poi di una trasmissione che andremo, anzi gli amici di Aquila dal Friuli andranno a condurre in prima serata. L'appuntamento, appunto, ricordiamolo, è il martedì dopo il telegiornale di sicurezza, ma non voglio anticipare altro. Sentiamo cosa avranno da dire. Insomma, hanno trovato proprio la persona giusta. Grazie intanto, ci vediamo la settimana prossima. Raffaele Padrone. Questa mattina i carabinieri di Cordenons, su disposizione dell'autorità giudiziaria, hanno eseguito un ordine di carcerazione nei